Ma tu l'hai fatta mai la scarpetta col tiramisù? Può capitare che a casa manchi qualche ingrediente, però tu vuoi il tiramisù. Come lo facciamo? Vi darò delle idee per rendere il tiramisù più leggero e sicuramente più salubre. Ingredienti veloci: tuorlo, zucchero, marsala, perché a me un po' di marsala piace sempre, albume, zucchero di nuovo per montare l'albume, vi farò vedere come, caffè lungo espresso, poco zucchero e un po' di amaretto. E ovviamente una fetta di pane raffermo. Facciamo la base, quindi 50 g di tuorlo, 25 g di marsala, 25 g di zucchero. Portiamolo a fumare, significa che abbiamo raggiunto i 70 gradi, ok? Via sul fuoco, mettiamo al minimo. Io lo faccio direttamente sulla piastra, voi a casa meglio a bagnomaria. Appena comincerà a fumare sarà pronto per essere utilizzato. Ecco qui, ci siamo quasi, vedete? Accennato il fumo, non smettete mai di rimestare fino a quando non si abbassa un po' la temperatura. Zabaione pronto, aggiungiamolo al mascarpone. Freddissimo il mascarpone, mi raccomando. 250 grammi di mascarpone di buona qualità aggiunti alla base tiramisù. Misceliamo bene, mettiamo da parte. Acqua a bollore e prepariamo la meringa svizzera. Per questa dose 110 grammi di albume e 200 g di zucchero, 110 g di albume perché i 10 grammi evaporeranno, un pizzichino di sale. Pulite bene il recipiente, le fruste e tutto quello che ci girerà attorno perché l'albume è molto sensibile. Misceliamo zucchero e albume, pronto per la montata, 70 gradi e poi tutto in macchina. L'albume comincia a coagulare dai 60 gradi in su, qua invece riusciamo a portarlo fino a 70 gradi, quindi sicura pastorizzazione. Ok? Via! A media velocità, poi sempre più veloce fino a quando non sarà freddo. Abbiamo il nostro pane? Bene, tagliamo a metà e prepariamo la padella con lo zucchero. Facciamo scaldare bene e polveriamo lo zucchero su tutta la superficie. Portiamolo a un caramello non troppo scuro. Via così e così. Ah, mi raccomando, non vi bruciate. 1 e 2. È pronto, Basta farlo diventare un po' più freddo. Avrete ottenuto 250 g di meringa. Ne metteremo 200 g in questa massa. La mettiamo prima una metà, delicatamente l'incorporiamo e dopo aggiungiamo gli altri 100 g. Quando si parla di alleggerire il tiramisù con la panna, mi sembra proprio una fesseria. Alleggeriamo, sì, ma con la meringa senza panna, perché nel tiramisù ci va solo il mascarpone. Adesso è arrivato il momento di imbibire, vedete che bel termine, il pane, caffè caldo, leggermente zuccherato, un goccino di amaretto, perché a me piace. Bagniamo come un savoiardo. Oh, mi raccomando, bello pieno di caffè. E che fa? Non ce ne mettiamo un altro po'? Cacao come se piovesse. Buon tiramisù col pane, fate i bravi.